Ben ritrovati ad Elena Cortivo e Alessandro Benetti, che sono la mamma e rispettivamente il papà di Lorenzo. Un anno, vivono a Chiampo nel Vicentino e sono qui con noi oggi per raccontarci la storia di Lorenzo e la loro storia, che in realtà è una storia che diventa anche un appello alla donazione del midollo osseo. È così? Sì, sì, è così. Mi raccontate il perché di questo appello, da dove parte tutto? Beh, Lorenzo è stata diagnosticata la malattia a metà luglio, ha una malattia metabolica rara, genetica, di cui noi non sapevamo di avere il gene errato. Si sono accorti quando aveva praticamente già 10 mesi. E lui manca un enzima che brucia degli zuccheri e questi zuccheri si accumulano negli arti e negli organi del bambino. Lui ha già dei danni, comunque, ovviamente, e noi adesso stiamo facendo una cura settimanale dove gli viene fatta l'infusione di questo enzima. E adesso i medici hanno detto che bisognerà fare il trapianto di midollo osseo perché la cura che noi facciamo settimanalmente risolve solo a livello osseo, mentre il trapianto del midollo risolverebbe soprattutto a livello cerebrale, dove ci sono già stati dei danni che non si possono ovviamente annullare, però si può fermarli dove sono adesso. E non è facile trovarlo perché ci dicevano appunto che è uno ogni 100.000 Persone. 100.000 persone. Tanti si confondono tra midollo osseo e midollo spinale, che sono due tipi diversi da cui viene fatto il prelievo, perché il midollo spinale è quello che viene preso, sì, dalla schiena, e che invece tanti pensano sia quello lì il midollo osseo, invece no, non è quello. Infatti tanti hanno la paura e per questo non si tipizzano. E adesso si può fare anche la tipizzazione con il salivare, tra l'altro, non solo con appunto il prelievo di sangue, quindi è un po' più semplice per chi ha paura degli aghi. Sì, anzi Sì. risulta molto più semplice. Infatti anche a Vicenza il 16 di settembre c'è stata la giornata del dono in cui c'era lo stand dell'Atomo dove hanno raccolto 77 tipizzazioni, quindi tante, e lì ad esempio facevano tramite salivare, Voi sangue cosa che avevano già sperate dato. adesso realisticamente? Allora, beh, loro ci hanno dato tra dicembre e marzo, secondo loro. Prima è meglio è, cioè se anche ci chiamano tra una settimana che iniziamo, dopo ci sarà tutto un percorso prima del trapianto, prima è meglio è, perché comunque vanno più avanti i danni, sì, non è... Lui se lo vedi, cioè i bambini che hanno questa malattia, non tutti, lui, tipo, è un bambino che se lo vedi è anche sano, cioè lui gioca comunque e tutto. Però sì, ci hanno detto che ci sono dei danni, quindi non sai a cosa va incontro, lo vedrai una volta che cresce. Abbiamo detto che comunque basta contattare l'ADMO, che c'è la pagina dove c'è il sito web per l'iscrizione e tutto, la tipizzazione. Perché Elena e Alessandro oggi chiedono l'impegno di tante persone? Noi chiediamo l'impegno di tante persone, non solo per Lorenzo, ma per tutti quei bambini che, sì, quei bambini e adulti che ne hanno bisogno e che ne avranno bisogno in futuro, perché comunque non si sa mai quando se ne può aver bisogno. Ed è un aiuto anche per le famiglie che lo circondano. Ed è una gioia soprattutto saper di avere una speranza come questa. E sì, devono aver paura perché comunque ci sono, cioè, non è detto che si venga chiamati, però comunque c'è la possibilità. Ed è un grande dono poter donare perché sai che puoi salvare una vita e rendere felici più persone. O no?